Poco meno di 100 anni fa è stata internata. La incontro spesso in sogno la mia bisnonna, una donna minuta e silenziosa sulla soglia di un manicomio che sarebbe diventato un esilio, un luogo di cui avrebbe parlato con un distacco sempre più irreale, fino a non nominarlo più, come accade ai ricordi che abbiamo sciupato. Il nome con cui la chiamo è Venera. L'accento sulla prima sillaba e la A finale, come una dea o un pianeta che hanno deciso di barare e cambiare le carte sulla tavola. Mi sveglio quasi subito, ma l'immagine è ancora nitida, e Venera se ne sta ferma dentro una primavera cupa e ventosa, stretta nel soprabito a difendersi dalle raffiche d'aria che le si infrangono sulle spalle. Non so in che giorno del calendario sia stata ricoverata in quella che allora si chiamava Villa di Salute, ma nel sogno è sempre marzo, il mese in cui nella mia famiglia succede tutto, nasciamo o moriamo. Noi non abbiamo un altro tempo, solo l'eterna primavera in cui il resto del mondo, impegnato a risvegliarsi, finalmente si dimentica di noi. La voce che avete ascoltato è di Nadia Terranova. Ci ha letto un brano del suo ultimo romanzo, si intitola Quello che so di te. Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La protagonista di questo libro ha avuto da poco la sua prima figlia e, come succede spesso quando si diventa madri, sente più intensamente che la storia delle donne che sono venute prima di lei è importante e la riguarda. Sente anche un'altra cosa, che forse ha sempre sentito nella sua vita ma ora in modo più acuto, ed è la paura di impazzire. Si dice proprio: ora che ho questa bambina non posso più impazzire. Le radici e la follia nella sua storia familiare hanno un nome preciso, quello della sua bisnonna, che a un certo punto della vita impazzì e venne ricoverato in un manicomio di Messina. Venera, questo è il suo nome, l'abbiamo sentito, le appare in sogno e diventa un'ossessione su cui lei inizia ad indagare, cercando riscontri nella mitologia familiare, ma anche tra i documenti dell'ex manicomio. Ricostruire la storia di Venera diventa l'unico modo per salvare la sua bambina e anche se stessa. Nadia, che cos'era la tua bisnonna? Che cosa sapevi di lei prima di scrivere questo libro e che cosa è diventata durante e dopo questo viaggio nella sua vita? Intanto è curioso che adesso io mi ritrovi in mezzo alla sua storia e ci sia stata per molto tempo, perché io non l'ho mai incrociata. Sono nata alcuni anni dopo la sua morte e la prima volta che ho sentito parlare di lei ero già una bambina abbastanza grande. Era Natale e stavamo giocando a carte, un gioco che si fa tanto da noi, per cui a un certo punto si muore e soltanto se fai parlare qualcun altro puoi tornare in vita. E mia madre riuscì a farmi parlare, a farmi mettere un mugolio, e allora disse che somigliavo alla sua nonna e tutte le zie sorrisero in una maniera che mi sembrò un po' nervosa, e da lì captai un segnale, qualcosa, e questa donna cominciò ad apparirmi anche in sogno, cominciai a mettere insieme quello che si diceva, quello che non si diceva di lei. E quindi sentivo che c'erano delle grandi omissioni, fino a quando non venne fuori questa parola manicomio, che ovviamente mi si impresse dentro in maniera indelebile. E per tutta la vita ho sentito di costeggiare quel bordo, ho spiato anche tutti i segnali di instabilità mentale che potevano esserci intorno a me, dentro la mia famiglia, fuori, sentendo sempre che prima o poi sarebbe toccata a me, fino a quando non è nata mia figlia. E guardandola ho pensato: adesso questo pensiero è un lusso, adesso questo pensiero è finito. Quello che so di te è, secondo la mia opinione, soprattutto un libro sulla maternità. Io l'ho letto così. Su quanto diventare madre contenga potenziali pericoli e dolori che sono invisibili agli altri. Secondo la tua mitologia familiare, Venera è finita in manicomio perché, cadendo dagli spalti di un circo, ha perso Giovanna, la bambina che aspettava e che sarebbe nata di lì a poco. Eppure nei documenti ufficiali di questo incidente non c'è nessuna traccia. Ho la sensazione che non sia una questione di perbenismo di quei tempi, ma che appunto di certi dolori non si parli nemmeno adesso. Tu che cosa ne pensi? Mi sono interrogata anch'io moltissimo quando sono arrivata a recuperare l'anamnesi,
della mia bisnonna del perché non ci fosse traccia di questo dolore che invece in maniera unanime tra bugie, omissioni, dimenticanze, oblio, perché stiamo parlando comunque di una storia dei primi del Novecento, era l'unico punto fermo di tutto quello che si diceva intorno a Venera. E ho pensato che lei non voleva davvero condividere quel dolore. Ho fatto tante ipotesi, le ho scritte tutte, perché poi questo è un libro in cui appunto le verità dentro questi buchi della mitologia si insinuano, poi si smontano. Mi sono chiesta tante volte se avesse senso scrivere un libro con una versione unica, ma non sarebbe stato rispettoso della natura del lavoro che stavo facendo, che era di contenuto, di indagine intima, personale, ma anche di ricerca di una forma letteraria per raccontarlo. E tutta la forma che avevo a disposizione era una forma prismatica, cangiante. Così quando sono arrivata all'anamnesi, quasi sul finire del libro, e ho visto che l'unico episodio che era veramente cardine non era confermato dalla confessione di Venera, ho pensato che davanti a quel dottore che la interrogava, che scriveva al suo posto, lei avesse fatto un passo indietro, perché noi ci vergogniamo di fare della maternità letteratura. Storicamente, un'autrice contemporanea che ho letto durante l'anno scorso scrive proprio a un certo punto: ma questo che sto scrivendo non è letteratura, mentre racconta i suoi primi giorni con appunto la creatura appena nata, e sa che di solito per letteratura si intende qualcosa invece in cui il corpo, almeno quello che riguarda appunto il materno biologico, va nascosto, va ignorato. Naturalmente nella tua storia familiare ci sono anche i padri. C'è il granatiere, che è il marito di Venera. C'è tuo padre, un uomo, scrivi, che inizia a distruggersi quando appunto diventa padre. C'è il figlio di Venera e del granatiere, che anche se padre fa una scelta estrema. C'è il marito di tua madre, che ora è nonno di tua figlia. E poi c'è tuo marito. Che cosa porta in dote ai padri la paternità? I padri di questo libro non sono tutti padri biologici. Per esempio il marito di mia madre non ha avuto figli biologici e abbiamo avuto anche delle difficoltà nel nostro approccio, perché è arrivato che io ero già grande, ero una donna adulta, e invece è stato ed è un nonno incredibile. Li vedo giocare insieme, lui e la bambina, e penso che da quando quest'uomo, mai padre, è diventato un padre al quadrato, cioè un nonno, tante cose della sua persona sembrano messe a posto, appagate, anche il ruolo nella nostra famiglia, no? Che è sempre stato comunque di affetto, di accoglienza, però adesso c'è un nome anziché quello orrendo, patrigno, che non abbiamo mai ovviamente usato. E poi c'è un padre biologico che è il mio, che è morto giovanissimo e che ha sempre detto con grande amore ma con grande onestà che essere diventato padre molto presto non l'ha aiutato. Una mia amica dice che siamo troppo indulgenti verso i padri, forse è vero, però io non posso fare a meno di provare verso questi uomini, che non sono mai uomini del tutto negativi, quelli del mio libro, anzi, secondo me, insomma, sono pieni di fragilità, ma anche a volte pieni di goffe buone intenzioni. Non posso fare a meno di provare un po' di tenerezza. È stato per me avventurarmi in un territorio sconosciuto, cercare di capire, di studiare questa paternità. Oggi, quando la vedo appunto vivere nel mio compagno, che è un padre molto presente, un po' mi commuovo, perché io un padre così non l'ho mai visto, non l'ho avuto, non l'ho avuto intorno, mi sembrava un'idea veramente aliena da me, e invece vederla nella quotidianità è commovente. Nel libro c'è un personaggio che mi ricorda qualcuno che tu chiami la Doc, una psicologa molto attiva sui social che predica il distacco dai figli come passo fondamentale per la loro sanità mentale. Invece tu dici quella fusione mamma-figlio è fondamentale. Tutti gli studi più recenti sono tornati a quello che poi le donne hanno sempre praticato, ovvero che dare amore, protezione, coccole, abbondare, non porsi troppe domande sul distacco nei primi mesi e anni di vita serve a tirar su dei bambini più sicuri di sé e che poi in maniera molto spontanea prendono strade anche di grande autonomia. E devo dire che questa è anche la mia esperienza. Mia figlia ha quasi 3 anni ed è una bambina a cui non è mai stato negato l'accesso nel lettone, non ci sono mai state troppe regole, che in maniera invece molto spontanea, molto sana, sceglie oggi di dormire nel suo letto. È una bambina che non ha avuto problemi mai nell'inserimento al nido. La mia esperienza è questa. Di contro vedo un proliferare di assurde regole dannosissime che soprattutto fanno sentire sempre le donne inadeguate, incapaci di scegliere da sé, incapaci di sapere cosa è giusto, come se il loro istinto non fosse tutto. Ecco, io penso che invece ci sia un modo di parlarsi tra madri
molto più bello, molto più sano, che consiste nel comparare anche esperienze molto diverse. La mia è la mia, ma non è detto che sia l'unica. Ci sono altre regole, altre case, altre abitudini. Sentirle, ascoltarle, scambiarsi qualche consiglio senza interferire troppo in questo legame che è il legame costitutivo di tutta la vita umana e che poi porta a costruire legami sani e assolutamente consapevoli. E ho molta paura di questi psicologismi divulgativi perché sento che entrano in una fragilità e che la malformano proprio, della fragilità di tutte noi che nei primi mesi, nei primi anni ci sentiamo completamente smarrite, a volte anche inadeguate. Anch'io ho vacillato tantissime volte, ma per fortuna non ho incontrato la doc. Ho letto molto dopo delle donne online che dispensano consigli di quel tipo e per fortuna avevo già gli strumenti per prendere le distanze. Secondo te perché la maternità è un tema in cui tutti si sentono un po' in diritto di entrare anche a gamba tesa? È come se quella fase della vita della donna fosse la più discussa, sulla quale tutti hanno un'opinione e si sentono in diritto di comunicarla. Ho capito che c'è una misoginia in questo, l'ho capito tardi perché probabilmente dovevo passarci per sentirlo, però ho capito che fa sempre parte di quella diminuzio che porta gli altri e anche le altre a sentire che una donna non ce la può fare da sola, è un po' stupidina, bisogna dirle esattamente cosa fare. Ripeto, non è una critica al sostegno, il sostegno è bellissimo, io l'ho trovato in quella parola che pure metto nel libro, che è comadria, essere madri insieme, quindi mostrarsi anche come esempio, non nel senso di esempio virtuoso, ma nel senso io ho fatto così e te lo racconto, magari a te può essere utile, magari invece trovi l'altra strada. Invece c'è proprio un atteggiamento, a volte anche delle donne più grandi, completamente diverso nel dire fai così perché non sei capace. Questo a volte purtroppo comincia in ospedale, quando le ostetriche hanno un atteggiamento sgradevole e le prime infermiere cominciano a guardarti come se non fossi capace. Per fortuna anche lì io ho avuto tutt'altra esperienza, però ne ho sentite tante di storie così. Nadia, le storie di famiglia sono un bacino infinito da cui trarre trame di romanzi, è anche un fenomeno molto frequente, o almeno è citato come espediente narrativo, se non vero. Ma queste storie di famiglia sono anche un po' come certe tombe o certi sarcofagi, che una volta aperti non sai che cosa ti può succedere. Tu come ti sei approcciata alla tua mitologia familiare? Confesso che ho lottato tanto tempo, diversi mesi, contro l'idea di scrivere un libro che parlasse anche della maternità e un libro che parlasse anche della mia storia familiare, perché partivo dallo stesso pensiero, cioè dicevo ma che bisogno c'è di aggiungere anche la mia maternità e anche la mia famiglia? E non l'avrei fatto se non avessi trovato la forma letteraria giusta per farlo. A un certo punto stavo provando a trasformare questa storia in una saga, in un romanzo di tutt'altro genere, ma mi stavano venendo fuori delle pagine tremende. Si sentiva che più che raccontare stavo nascondendo qualcosa. Allora ho detto vabbè, io questo è il libro che voglio scrivere in questi anni, ci entro con tutta me stessa, anche in maniera un po' spericolata, però cerco di attenermi anche a quello che è il mio istinto, ovvero ibridare, usare il lessico della psichiatria, usare la psicoterapia transgenerazionale, perfino gli oroscopi, le carte del manicomio, mescolarle con queste lacune anche nelle chat familiari della mitologia, cioè cerco di sciogliere la storia familiare in una pluralità linguistica. E fare questo mi ha fatto sentire a casa, non mi sono più sentita una impostora nel prendere un posto appunto nel grande romanzo familiare che inevitabilmente tutti gli scrittori dell'ultimo secolo stanno costruendo e che forse non ero sicura di poter occupare. Quando ho trovato la forma ho trovato anche la spericolatezza. Senti, come l'ha presa la tua famiglia allargata, questa tua incursione nella mitologia familiare? A un certo punto ho raccontato cosa stavo scrivendo, stavo mantenendo il segreto, ci sono state le reazioni più varie, una ho fatto in tempo anche a metterla sul finale del libro, cioè mia madre non sapeva che sua nonna era stata in manicomio e quindi mi ha chiesto più volte se era vero. Io nel frattempo ero già stata all'ex manicomio, avevo già trovato la cartella clinica, avevo già parlato con tutto il personale, avevo già fatto tutte le mie indagini e quando le ho mostrato la cartella clinica lei era veramente commossa perché lei ricordava una forte depressione, ricordava questa nonna quasi muta, però non aveva fatto nessuna indagine di tipo sanitario
e era stupita ed emozionata, e anche tutti gli altri intorno. Poi devo dire che insomma io comunque sono al 4º romanzo, anche se in maniera più di finzione. Prima ho spesso saccheggiato dalla nostra vita, quindi ormai sono abituati. Citavi la cartella clinica. Hai messo anche delle immagini di questa cartella clinica. Ecco, mi chiedevo come mai avessi sentito il bisogno di farlo. Era quasi come dire: guardate che questa storia è vera, o perché? C'erano dei momenti in cui io sentivo che quello che avevo visto, appunto anche il numero di matricola scritto a penna, non potevo raccontarlo, sentivo il limite delle parole. E poi posso dire, mi sono sempre piaciuti i libri in cui ci sono 2 o 3 fotografie o dei simboli, però non avevo mai avuto il coraggio di metterli perché mi sembravano vincolanti da un punto di vista editoriale. Ho la fortuna di aver pubblicato questo libro con la casa editrice Guanda, che mi è sempre sembrata molto aderente alla poetica intima, anche più strana, degli scrittori, e quindi forse ho preso il coraggio di fare una cosa che volevo fare da molto tempo. Mi è sembrato naturale inserirle e ho pensato adesso, quando poi leggeranno il libro e avranno il file, mi chiederanno di toglierle. Invece è filato tutto esattamente così come l'avevo pensato. Scrivere dopo avere un figlio. Dici che è faticoso perché in qualche modo la scrittura è creare del pericolo e invece tu un figlio lo vuoi proteggere. E dici anche che se fai un figlio e scrivi, il tuo scrivere diventa in qualche modo secondario. Tutti ti chiedono solo della bambina e non dei tuoi libri. A te è capitato questo perché hai avuto la bambina, è uscito un romanzo, ma del romanzo non ti parlava nessuno. Si può davvero continuare a essere artiste? Qua allargo un po' il campo dalla scrittura, e anche madri? E come, secondo te? Questa è la domanda che si fa Rachel Cusk in Coventry, appunto a proposito di un artista di cui si sta occupando, e quindi io la seguo, la tiro dentro nel libro perché chiaramente è quello che ci chiediamo tutte. Gli uomini non se lo chiedono mai, evidentemente la paternità non è inconciliabile, e a un certo punto racconto, ed è la verità, che mi sono sentita profondamente liberata quando ho buttato per aria e lanciato via lontanissimo da me questa domanda, che implica un doversi definire, che io ho notato il mondo ti chiede, no? Ma in questo momento non sei più una scrittrice, sei una mamma, come se le due cose non potessero coesistere, o anche il contrario. Invece io mi sento felicemente clandestina se sto nella chat delle mamme e sono solo quella roba lì. Poi mi sento anche molto felice quando posso parlare dei miei libri, e di solito per la maggior parte della giornata, senza pensarci troppo, mi sento tutte e due le cose insieme, o forse anche a volte nessuna delle due. Questa storia si chiude, e l'ossessione anche, con un tuo breve viaggio, un'incursione in Sicilia. Il viaggio è sostanzialmente inutile, eppure appunto chiude tutto. Perché hai dovuto fare un'esperienza fisica e non solo mentale per dare un senso alla storia? Io sentivo che non avrei lasciato andare questo libro se non fossi stata nell'ex manicomio. Avevo visto tante foto di manicomi abbandonati, avevo immaginato e sognato il terrazzino da cui Venera aveva raccontato di volersi lanciare, perché anche il cadere è un tema ricorrente del libro, il cadere delle donne, ma sentivo che fino a quando non lo avessi visto non avrei chiuso proprio il testo, e quindi sono andata apposta. Ed è stata una esperienza incredibile, perché appunto un conto è sognare, immaginare, scrivere il passato, un conto è andarsi a prendere i luoghi, le immagini davvero, ed entrare in un posto dove fino agli anni 90 c'erano i malati di mente e invece adesso ci sono i pipistrelli. Abbiamo dato voce a Quello che so di te di Nadia Terranova, Guanda Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo.